saluto a tutti per questa nuova stagione di Missione Mondo. Siamo in esterna e incontriamo padre Federico Trinchero, che è il padre formatore dei seminaristi dei Carmelitani Scalzi a Bangui, che è la capitale della Repubblica Centrafricana. Buondì padre. Buongiorno. Allora, parliamo con lui della Repubblica Centrafricana, che è un paese che sta caro a Telepace di Chiavari per i tanti motivi di cui abbiamo sempre parlato, tra cui la presenza anche di Radio Siriri, che è la radio gemella, un po' della nostra emittente, anche per l'attività nel passato del nostro direttore Don Fausto Brioni. Ma conosciamo meglio padre Federico Trinchero, che ringraziamo di essere qui intanto per questo passaggio. In questo momento si trova appunto in Italia, è venuto a farci visita. Allora, diciamo intanto qual è la situazione di quest'anno nella Repubblica Centrafricana. Le cose sembravano migliorare, invece c'è ancora una situazione, ci sembra, di difficoltà. Ce la può descrivere? Sì, purtroppo la situazione in Centrafrica stenta a migliorare, anzi ci sono segni di peggioramento. Si erano accese alcune speranze, soprattutto nel 2016, dopo la visita di Papa Francesco, dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Centrafricana, ma poi dopo purtroppo queste speranze si sono spente. Ormai siamo nel 2018, la guerra in Centrafrica dura da 5 anni. Era iniziata nel 2013, ora a 5 anni non si vede un grande segno di miglioramento. C'era stata sì una certa tregua, soprattutto nella capitale, dopo la visita del Papa nel novembre 2015, poi queste elezioni nel marzo del 2016, e quindi per quasi un anno abbiamo un po' creduto a un cambiamento, a una svolta, a un po' di pace per il Centrafrica. Purtroppo direi già dalla fine del 2016, nel 2017 e ancora in tutto il 2018, dove siamo adesso, ci sono riaccesi dei focolai di guerra, di ribelli un po' in tutto il paese. Un inequivocabile è quello che ci dice che i 3/4 del paese, qualcuno parla proprio dell'80% del paese, è sotto il controllo di gruppi di ribelli, o comunque non è sotto il controllo dello Stato. E questo è il grande problema del paese. Nonostante l'interesse della comunità internazionale, nonostante il dispiegamento della missione dell'ONU di 12.000 soldati, il paese stenta proprio a decollare. Quindi ci sono ora qui, ora là, in tutto il paese delle zone calde dove ci sono dei ribelli che ormai sono completamente disorganizzati. Non c'è più la guerra tra due fronti, si diceva tra Seleka e Antibalaka, come era nel 2013-2014, ma ormai un po' ognuno va per conto suo, e la missione dell'ONU cerca un po' di spegnere i fuochi che si accendono in tutte le zone del paese, spesso arrivando in ritardo. Ultimamente ci sono stati degli scontri anche nella capitale, e questo ha portato a uno scontro molto forte, a un massacro di cristiani nella parrocchia di Notre-Dame de Fatima, gestita da dei comboniani italiani, in cui ha perso la vita un sacerdote insieme a altri 15 cristiani. E questo ha riacceso un po' i riflettori sul Centrafrica, perché ci si è accorti che la capitale, che sembrava un po' un'oasi di pace, in realtà ha mostrato tutta la sua fragilità, e quindi ci sono state ancora vittime di cristiani. La guerra in Centrafrica non è nata come guerra confessionale, questo va detto e ridetto, e il Cardinal Zapalainga, l'arcivescovo di Bangui, continua a dirlo. È una guerra iniziata per il potere, con un colpo di Stato, e ha come origine lo sfruttamento delle ricchezze di petrolio, uranio, diamanti, di cui abbonda il Centrafrica. Però purtroppo è innegabile che l'elemento confessionale, quindi lo scontro tra musulmani e cristiani, si è inserito violentemente in questa guerra, trasformando un po' questa guerra in una guerra confessionale.
Il Centrafrica era un paese che era un esempio di coabitazione tra cristiani e musulmani. Ora purtroppo non lo è più e quindi succede che i musulmani incendiano i villaggi dei cristiani, saccheggiano le chiese e poi a loro volta i cristiani intervengono e distruggono le moschee. Quindi ci vorranno veramente degli anni perché i musulmani e cristiani in Centrafrica possano guardarsi di nuovo con uno sguardo positivo, in pace e coabitare insieme. È possibile dire che c'è come un paradosso: da una parte la comunità internazionale ha acquisito maggiore sensibilità sulla Repubblica Centrafricana, da una parte sia la visita del Papa, anche eventi drammatici appunto che oggi vengono raccontati, dall'altra però in Centrafrica non c'è, come dire, un passo avanti da parte soprattutto poi delle istituzioni centrali. È vera questa cosa? Sì, io personalmente, che ormai vivo da quasi 10 anni in questo paese, penso che il problema sia proprio lì, perché c'erano tutte le condizioni esterne, quindi l'interesse della comunità internazionale, gli aiuti economici abbondanti, quindi una certa disponibilità, fiducia, speranza in questo paese, delle elezioni democratiche non contestate da nessuno, addirittura ha vinto quello che non era il candidato favorito, quindi direi, voglio dire, un'eccezione per quanto riguarda altri paesi, rispetto ad altri paesi dell'Africa. Però il paese non ha avuto questo sussulto di responsabilità. Io penso che debbano essere corrette due cose dalla parte di questo popolo che amo tanto e che conosco. Il primo è quello di smettere di accusare gli altri, cioè ogni volta che c'è un problema si tende così ad accusare un avversario esterno. A volte è colpa della Francia, poi è colpa del Chad, poi è colpa dell'ONU, mai così è colpa così dei centrafricani che devono prendere in mano il loro paese. E poi è proprio questo, cioè deve nascere in questo paese un amore per la propria patria, cioè non possono pensare che siano gli altri a salvare il Centrafrica. Certo, il paese ha bisogno di aiuto, non so come dire, è quasi un paese bambino che muove i primi passi, è da poco che è indipendente, è un paese anche molto giovane, però bisognerebbe che ci fosse un sussulto di amore per la propria patria, prendere in mano il paese perché sono loro che possono salvare il paese. E poi penso che sì, ci sono tanti problemi, gli interessi internazionali non mancano, il commercio delle armi, lo sfruttamento delle ricchezze, d'accordo, questi sono tutti, come dire, problemi oggettivi, ma quello che manca, quello che è mancato al Centrafrica è una classe dirigente. Purtroppo in tutti questi anni si sono susseguiti dei colpi di Stato, ma non c'è mai stato un gruppo, anche ridotto, non c'è bisogno di tante persone, ma che abbiano veramente a cuore e interesse lo sviluppo del paese. Purtroppo tutte le persone che sono arrivate al potere si sono poi rivelate delle persone corrotte e che anche, direi anche proprio incapaci e che non hanno preso a cuore l'interesse del paese. Questo manca e questa secondo me sarebbe la soluzione, la mia anche speranza. Noi come missionari, non solo i carmelitani, ma anche altre congregazioni che lavorano in Centrafrica, a cominciare dai Cappuccini, i Comboniani, altre congregazioni anche di suore, anche che vengono dalla Liguria, lavoriamo su questo fronte proprio nella formazione dei giovani, dei ragazzi. E la nostra speranza è che da queste scuole, da questo grande lavoro nella formazione che si fa dalla scuola materna fino alle università, possa emergere un gruppo di ragazzi, di giovani che abbiano a cuore il proprio paese e possano prenderlo in mano. E tenete anche poi conto che il Centrafrica, che è grande 2 volte l'Italia, ha una popolazione di 5 milioni di abitanti, quindi piccolissima, grande come la popolazione del Piemonte, però è un paese grande ed è un paese giovanissimo, è il 50% della popolazione ha meno di 18 anni. E quindi una piramide rovesciata rispetto a quella dell'Italia, quindi c'è un potenziale umano enorme, però questo potenziale umano va educato, va istruito e deve prendere in mano il paese. Anche per il Centrafrica c'è stato il drammatico problema dei rifugiati, di tanti che sono scappati. È una situazione che ancora esiste in Centrafrica? Allora, sì, durante la guerra c'è stato un momento nel quale un centroafricano su 5 era un profugo, era un rifugiato, non abitava a casa sua. E poi negli anni questo fenomeno così forte è durato circa 2 o 3 anni, molti dei profughi sono rientrati nelle proprie abitazioni.
Purtroppo il problema sussiste ancora in alcune zone della provincia, penso a Bambari e a Bangassou, dove ci sono ancora dei profughi che abitano, che si sono installati intorno alle chiese, alle cattedrali, alle parrocchie, e poi non bisogna dimenticare tutti quei centrafricani che hanno abbandonato il paese e si trovano al di là delle frontiere, sia in Congo, in Chad e in Camerun. Mi pare che si calcoli di quasi un milione comunque di persone che non sono, diciamo, a casa loro, magari non sono in una situazione di povertà, di miseria estrema come poteva essere nel 2014, nel 2015, comunque c'è ancora un gruppo di gente che non abita a casa sua. Ci può raccontare come sono stati anche gli ultimi anni, perché voi avete accolto un numero molto alto di rifugiati proprio al Carmel, che si trova a Bangui, nella capitale? Sì, la nostra comunità si è trovata a vivere in prima persona questa vicenda della guerra, soprattutto di questo movimento di profughi, più precisamente direi di sfollati, di gente che ha abbandonato i quartieri della città, in modo particolare quelli che si trovavano attorno al chilometro 5, che è la zona un po' più calda del paese, e quindi a partire dal 5 dicembre 2013 c'è stato un movimento di gente che ha trovato rifugio presso il nostro convento. All'inizio, il primo giorno, erano 600, poi il giorno dopo 2500, e pensavamo che durasse così qualche settimana. Qualche giorno prima di Natale il numero dei rifugiati è aumentato a 10.000 e poi questo numero è variato lungo i mesi. Pensavamo che durasse un po', così qualche settimana, qualche mese, fino a Pasqua, poi alla fine è durato più di 3 anni. Come avete fatto? Abbiamo fatto una cosa che non sapevamo fare, ma pian pianino abbiamo imparato, quindi abbiamo capito che innanzitutto che era quella la cosa da fare, e quindi non abbiamo avuto dubbi o, come dire, discussioni tra di noi, li accogliamo o non li accogliamo, non ci siamo neanche posti il problema, sono venuti a casa nostra, evidentemente le prime decine, centinaia, siamo riusciti a coglierli nei luoghi della comunità, nei cortili, in chiesa, nel refettorio e nei chiostri. Poi quando sono diventati 10.000 ovviamente si sono installati attorno al nostro convento, e quindi pian pianino abbiamo dovuto organizzarci sia per quanto riguarda l'alimentazione. Abbiamo ricevuto degli aiuti della Croce Rossa, quindi come distribuire questi aiuti. Poi per quanto riguarda gli ammalati, le donne che partorivano, abbiamo trasformato il nostro refettorio in un ospedale. A un certo punto c'erano 4 medici, 4 infermieri che lavoravano giorno e notte, e poi tutto per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, la pulizia, l'ordine di questo paese che si è creato, una città, perché 10.000 abitanti è una città abbastanza grande, e quindi è stato, diciamo, bello. Non è stata l'opera di un eroe, tantomeno quell'eroe sarei io. Abbiamo, diciamo, tutta la nostra comunità, all'epoca eravamo 12 frati, poi il numero è variato. Abbiamo capito che questa cosa andava fatta, e che andava fatta insieme, e che andava fatta fino a quando il Signore ce l'avrebbe chiesto. Nessuno di noi si è tirato indietro. Quando uno era stanco, per fortuna c'era un altro che era un po' più riposato, e non dico che siamo diventati bravi, ma siamo stati capaci di fare questa cosa, imparando anche dai nostri errori, e anche cercando di gestire questa gente che comunque era molto riconoscente di quello che stavamo facendo per noi. Mi ricordo ad esempio la distribuzione degli alimenti. Arrivavano 3 camion della Croce Rossa con riso, fagioli, olio, sale, che poi andava distribuito. Ecco, la prima volta ci abbiamo messo 3 giorni per distribuire tutto questi alimenti che erano arrivati, e poi pian pianino abbiamo diviso questa città in 12 quartieri, e le ultime volte riuscivamo a farlo in mezza giornata. Quindi, come dire, siamo diventati più efficienti, più efficaci. E poi anche per quanto riguarda la sanità, le donne che partorivano, quindi queste donne che arrivavano e poi partorivano nel nostro refettorio. Addirittura il primo bambino è nato in chiesa, e poi abbiamo capito che anche questo aspetto, come dire, andava gestito, quindi la gente si fidava anche troppo forse delle nostre capacità. Però devo dire che questa è stata, dal punto di vista umano, dal punto di vista mio, come religioso, come sacerdote, sicuramente una delle esperienze più belle della mia vita, e una delle esperienze anche che ha fatto più crescere la mia comunità. Ovviamente
il nostro orario, che è un orario così di una comunità di frati quindi che prega, un orario di vita contemplativa, è stato totalmente sconvolto dalla presenza di questa gente. Però non ci siamo mai sentiti in contraddizione con la nostra vita. Abbiamo capito che in quel momento questa gente ci costringeva a fare quello e l'abbiamo fatto volentieri, anche se è stato faticoso, però l'abbiamo fatto. E poi pian pianino è stato bello così recuperare pezzi della nostra vita e cercare di conciliare le esigenze della nostra vita, di un convento, i nostri ritmi di preghiera, le esigenze così delle nostre attività di formazione dei seminaristi con le esigenze più che legittime di 10.000 persone che vivevano in queste tende attorno a noi, e quindi abbiamo trovato, direi, un modus vivendi molto bello, anche simpatico per vivere insieme. Sapevano che ci saranno dei momenti in cui la nostra comunità era in preghiera al mattino e alla sera, e quindi potevano disturbarci solo se c'era qualcuno che doveva nascere o qualcuno che doveva morire, e noi saremmo così venuti in loro soccorso con le nostre capacità. E poi tutto il resto della giornata lo si viveva veramente insieme. Qui in Italia vedo che va molto di moda mangiare al chilometro zero. Ecco, potrei dire che la nostra comunità ha avuto la fortuna per 3 anni di avere la pastorale, l'apostolato al chilometro zero, perché non eravamo noi a dover andare dalla gente, ma erano queste 10.000 persone che vivevano con noi, accanto a noi, e quindi il nostro apostolato era proprio al chilometro zero. Ecco, le ho fatto questa domanda per ripercorrere questa vicenda, intanto perché è un grande gesto di accoglienza e, come abbiamo visto, anche di arricchimento per entrambe le parti, soprattutto perché da questa esperienza secondo me possono nascere 2 riflessioni. La prima che le volevo chiedere è: anche in Centrafrica sentite, arriva il grido di paura, potremmo dire, dell'Europa o dell'Italia, anche in base a quello che si respira qui, in base appunto all'accoglienza? Sì, ovviamente siamo consapevoli di questo fenomeno che interessa così il Mediterraneo, l'Italia. Direi che il Centrafrica è meno coinvolto, in questo senso che questo vi dà un po' l'idea anche della povertà del paese. C'è un fenomeno di migrazione di giovani centrafricani, ma vanno in altri paesi africani, penso soprattutto al Camerun, al Togo, il Senegal, la Costa d'Avorio, il Ghana. Sono questi un po' i paesi di destinazione dei centrafricani, perché già in questi paesi si trovano molto meglio rispetto a quello che hanno in Centrafrica. Soprattutto i giovani centrafricani cercano università, cercano luoghi di formazione. Però direi che tendono comunque a restare in Centrafrica, e dopo gli studi, se possono, ritornano, anche perché c'è un invito da parte dei vescovi centrafricani a non abbandonare il Centrafrica, perché se il Centrafrica dovesse perdere così le forze migliori, le forze più giovani, le persone più intelligenti, competenti e capaci, di nuovo questo treno dello sviluppo sarà perso. Invece c'è proprio bisogno che i centrafricani come dire, possano prendere in loro mano il loro paese, ma acquisendo delle competenze. Quindi noi, ad esempio, come carmelitani da diversi anni abbiamo tutto un progetto di sostegno, di borse di studio per aiutare i centrafricani a studiare. E spesso, se possono, studiano a Bangui, ma il livello delle università è un po' scadente, ma iniziano lì e poi, se possono, continuano i loro studi in paesi come il Camerun, il Senegal, il Togo, dove hanno una formazione migliore, e ci auguriamo che tutta questa gente così, di futuri medici, avvocati, ingegneri, anche giornalisti, professori, infermieri, possano poi, come dire, acquisire una buona formazione e poi, come dire, dare una mano a sviluppare il loro paese. La seconda riflessione riguarda lo stare in Centrafrica, soprattutto da parte dei missionari. Le congregazioni religiose, come lei diceva, sono tante, ci sembra che anche nel periodo più difficile comunque sono rimaste in Repubblica Centrafricana, quindi questo è un segno anche di amore, di attaccamento al paese e alla popolazione. Però la domanda che volevo farle è: come si riesce a stare anche adesso e vivere il Vangelo, vivere questa speranza anche di un paese che possa migliorare in una situazione così difficile che sembra appunto non giungere mai poi ad una soluzione? Come si riesce appunto a stare dentro questa situazione?
Quando sono arrivato in Centrafrica non pensavo che avrei resistito ed ero molto stupito vedendo missionari, molti della Liguria oltretutto, che erano lì da 30-40 anni, quindi come hanno fatto, come è possibile durare così stabilmente nella missione e anche in questo paese comunque difficile. Ma devo dire che dopo qualche anno ho cominciato a capirli e 10 anni che ho vissuto in questo paese mi sembrano che siano veramente volati e non mi fa paura l'idea di dover restare altri 10, 20, 30 anni come è successo a dei miei confratelli e delle mie consorelle che hanno dato la loro vita per il Centrafrica. Che cosa ci spinge a restare lì? Io penso che quando uno è contento di fare quello che il Signore gli ha chiesto, io ad esempio non ho chiesto di andare in Africa, è stato chiesto dai miei superiori, così quindi ho fatto obbedienza come ogni mio confratello è chiamato a vivere il voto di obbedienza e di andare là dove il superiore gli chiede di andare. Mi è stato chiesto di andare in Centrafrica e di occuparmi della formazione dei seminaristi ed è quello il lavoro che ho fatto, che sto facendo e che farò, ne penso, nei prossimi anni. E uno più sta in Centrafrica più si innamora di questo paese e poi stando lì uno da una parte crea così molte relazioni di amicizia, di persone, quindi partire sarebbe, come dire, quasi un tradimento nei confronti degli impegni, dell'affetto che uno ha messo, delle relazioni che ha creato con persone anche al di là di quelle con le quali vivo giorno per giorno, i miei confratelli. E poi il fatto di aver vissuto, diciamo, direi il momento più brutto del Centrafrica, questa guerra, e il momento più bello, che è stato sicuramente la venuta del Papa, ci ha un po' legati a questo paese tutti. Sì, nei momenti più difficili ci sono anche arrivati così degli inviti da parte dell'ambasciata così a lasciare il Centrafrica, a dire che c'erano degli aerei disponibili per un'evacuazione, ma penso che nessun missionario, nessuna missionaria abbia mai preso seriamente in considerazione questa richiesta. Eravamo lì, si rischia la vita in Centrafrica come si rischia la vita in Italia. Partire sarebbe stato un tradimento per questo popolo e anche per i miei confratelli. Sinceramente non mi considero un eroe, ma non mi è mai preso così l'idea di dover partire, di lasciare questo paese. Penso che sia un dovere per ogni missionario che venga così naturale, si è lì e si resta lì quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, e si resta lì perché le cose possono andare meglio. Quindi nonostante quello che vediamo, nonostante che i segni negativi non mancano, restiamo lì con tanta speranza e cercando di offrire il nostro contributo perché amiamo questo paese. Io mi ricordo un ragazzo che conosco che aveva studiato in Togo e quindi aveva vissuto tutto il tempo della guerra al di fuori del Centrafrica. Rientrato aveva visto il suo paese distrutto, quello che era successo, e ha detto forse solo voi missionari amate veramente il Centrafrica, o comunque lo amate spesso più di noi. Queste sue parole, così, che mi ha detto in modo molto sincero, mi hanno molto toccato, mi hanno fatto vedere come la gente apprezza, ama, si rende conto che i missionari, anche con i loro difetti e con il loro modo di fare, amano comunque questo paese e non l'hanno abbandonato nel momento della guerra. Proviamo allora a entrare così brevemente anche noi nel Carmel, a spiegare un attimo che realtà è, le attività che fate e soprattutto la sua attività di formazione. Sì, il Carmel è una realtà molto bella che amo, dove vivo da diversi anni. I carmelitani della Liguria sono partiti per la missione in Centrafrica nel 1971. Era un gruppo di giovani frati che dal santuario di Gesù Bambino di Arenzano aveva questo desiderio e quindi hanno scelto, diciamo, tra diverse possibilità, il Centrafrica perché era un paese povero. Quindi pochi anni dopo l'indipendenza. Pochi anni dopo l'indipendenza.
l'indipendenza, sì, e quindi era insomma, anche un momento bello per il paese. E quindi la missione è nata in collaborazione con i Cappuccini di Genova e si è iniziato con la missione di Bosum. In seguito sono state aperte la missione di Baorò qualche anno dopo, e poi negli anni '80, grazie all'arrivo di alcuni confratelli liguri più giovani, si è deciso di lavorare molto nella formazione degli autoctoni, perché si è capito che se volevamo che quello che avevamo iniziato, tutte le missioni, le parrocchie, dispensari, scuole, continuasse, dovevamo, come dire, passare il testimone anche agli autoctoni. E quindi dagli anni '80 si è lavorato molto sulla formazione. È stato fondato il seminario della Iolè a Buar, il noviziato e poi lo studentato dei seminaristi, dove io mi trovo a Bangui, l'ultima missione che abbiamo fondato 10 anni fa. E quindi ci sono 5 realtà missionarie, quindi 2 che sono così luoghi di evangelizzazione, con molte, diciamo, con la parrocchia, varie attività dalla scuola, dispensari, anche orfanotrofi, banche, tutte le varie attività anche per quanto riguarda l'agricoltura, per dare una mano a questo paese. E poi ci sono altre 3 missioni che invece si occupano di quella che è l'animazione vocazionale, della formazione dei seminaristi, per dare così una continuità a quello che i carmelitani hanno iniziato. Questa è un'attività che fanno tutte le congregazioni missionarie. Ed è molto bello perché con molta fatica, con molta pazienza, le vocazioni sono arrivate. Da circa, diciamo, da quest'anno poi il numero dei centroafricani autoctoni supererà quello degli italiani, e questo per noi è un segno molto bello, perché in quasi 50 anni di missione i frutti stanno arrivando, e quindi abbiamo per fortuna dei giovani che vivono con noi, vivono come noi e continueranno quello che stiamo facendo, e questo è molto bello. Adesso non solo lavorare per l'Africa, ma lavorare con l'Africa. C'è un grande innamorato dell'Africa che è Daniele Comboni, che aveva avuto questa grande intuizione che per me è un po', come dire, lo spirito con la quale vivo la mia presenza in Centrafrica. Lui diceva che occorreva salvare l'Africa con l'Africa. E quindi è l'Africa stessa che deve prendersi in mano, non soltanto per quanto riguarda lo sviluppo, l'amministrazione, le imprese, ma anche per quanto riguarda l'evangelizzazione, la fondazione della Chiesa. Allora, c'è stato un momento in cui sono arrivati tanti missionari dall'Europa, ma c'è un momento in cui l'Africa deve camminare con le sue gambe anche per quanto riguarda la conduzione della Chiesa, e quindi noi ogni giorno, con fatica, con qualche insuccesso ma anche con qualche soddisfazione, lavoriamo perché questo sogno di Comboni si possa realizzare. Un'ultima domanda, padre. Lei diceva di essersi innamorato del Centrafrica e della popolazione. Allora, se possiamo dare qualche elemento un po' così di colore, le caratteristiche di questo popolo, perché spesso siamo abituati a guardare l'Africa e subito andare a cercare il dramma, la situazione negativa. Invece è sicuramente un popolo che porta con sé anche elementi di gioia, di festa. Possiamo descriverli così brevemente? Sì, è un popolo che amo, e ormai lavorando molto con i giovani, a stretto contatto con loro, conosco virtù e difetti. Direi che una prima caratteristica è l'entusiasmo, sono capaci di entusiasmarsi di poco, e anche quando faticano sono comunque sorridenti, contenti, cioè difficilmente si scoraggiano, e questo penso sia una caratteristica che mi piace molto. Poi un'altra caratteristica molto bella è che quando c'è una difficoltà riescono sempre a trovare una soluzione, riescono comunque a barcamenarsi, quindi mentre io nella loro situazione mi sarei scoraggiato, avrei rinunciato, loro comunque anche con mezzi rudimentali che a noi farebbero, come dire, sorridere, loro comunque riescono a raggiungere l'obiettivo, e sono proprio queste 2 caratteristiche che mi fanno sperare bene per il paese. Poi è un popolo molto gentile, molto riconoscente, e poi è un paese anche di tanti giovani, ovviamente, e anche un paese che crede molto in Dio. Questo rende il lavoro per noi missionari molto facile. Io lo dico, è più facile fare il sacerdote, lavorare in Centrafrica che in Africa, che in Europa, e quindi è molto bello perché se qui in Europa si discute su Dio,
mentre in Centrafrica si discute con Dio, cioè Dio è un protagonista della vita, è un amico, è una presenza reale, tangibile, la gente non si pone il problema se Dio c'è o non c'è, si pone il problema di cosa devo dire a Dio, cosa devo fare per Dio, cosa Dio sta facendo per me, quindi è una presenza, come dire, sentita come quotidiana da cristiani, musulmani, cattolici e protestanti, quindi Dio c'è nella loro vita e quindi questo rende la nostra vita, la nostra missione molto, molto più facile. Non mancano difficoltà, non bisogna idealizzare l'Africa perché comunque ci sono molti problemi, molte fatiche, penso ad esempio alla questione del matrimonio, penso alla questione così dei bambini che vivono nelle strade, e quindi questi problemi ci sono oggettivi, penso al problema della corruzione, anche tutto per quanto riguarda anche l'AIDS, la sanità, quindi problemi ce ne sono, però ci sono anche tanti motivi di speranza, tanta, come dire, buona volontà, cioè è un paese che sta guardando al futuro, sicuramente, quindi per noi missionari e soprattutto per chi come me lavora con i giovani è veramente un privilegio trovarci in questo paese in questo momento, perché comunque siamo caduti così in basso che si può solo guardare in avanti e le potenzialità, le ricchezze ci sono. Bene, grazie per la sua testimonianza. Ringraziamo padre Federico Trinchero, formatore dei seminaristi dal Carmel di Banghì dei Carmelitani Scalzi, e buon proseguimento di missione. Allora. Grazie. Commissione Mondo, ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento con i nostri programmi.